Buongiorno, siamo con Andrea Causin, consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Scuola e Cultura della Regione Veneto. Andrea, grazie per essere venuto qui da noi. Stiamo parlando di e-democracy, questo è il tema di cui ci occupiamo ormai da 2 giorni e di cui il Consiglio regionale si occupa ormai da qualche tempo. Democrazia elettronica, che cosa pensi in merito? Che cos'è, secondo te, come l'innovazione tecnologica può portare veramente ad una democrazia migliore? Ma può portare a una democrazia migliore perché consente un accesso diretto alle informazioni. Cioè chi utilizza gli strumenti web può andare a verificare le informazioni, gli atti amministrativi in ogni momento senza che ci sia nessun filtro. A volte i report che ci sono nei telegiornali o nei giornali sono volti a semplificare le notizie per motivi di tempo. Questa è una cosa naturale, l'informazione funziona così. Poi invece gli organismi tipo quelli legislativi, tipo il nostro, svolgono un grandissimo lavoro, ci sono degli atti molto importanti, sono anche molto voluminosi e e-democracy vuol dire poter accedere in ogni momento a qualsiasi atto senza che ci siano filtri. Questa è una cosa straordinaria. Senta, il Consiglio regionale è online con il portale Terzo Veneto, che è sicuramente un passo avanti e un baluardo importante dell'e-democracy della Regione Veneto, che si inserisce in quello che è il progetto più ampio di Democracy 2012 del Ministro Brunetta. Pensa che il Veneto sia a buon punto in questo senso? La pubblica amministrazione si sta impegnando veramente per la digitalizzazione e per l'informatizzazione di tutti i suoi organi? Sì, noi siamo a un punto, però il percorso è lunghissimo. È lunghissimo non soltanto dal punto di vista delle piattaforme tecnologiche, che quelle cambiano sempre, quindi richiedono continui investimenti, richiede anche una capacità continua di avere gli ultimi prodotti e anche dal punto di vista del personale di essere preparato. Richiede soprattutto un forte investimento culturale, nel senso che anche la diretta web del Consiglio è una cosa che molti non sanno che esiste. A volte a me capita di spiegare. Nemmeno io lo ammetto, in questo caso. No, io ho alcuni amici che a volte mi chiedono ma come si può fare per venire in Consiglio regionale per assistere a un dibattito, poi spiego che è semplicissimo, basta collegarsi sul sito www.consiglioveneto.it, cliccare su diretta e quando c'è il Consiglio regionale si possono seguire tutti gli interventi, quindi è una cosa molto bella. Sì. Utile, nuova, innovativa. Lei è vicepresidente della Commissione Scuola, abbiamo detto prima, e siamo all'Expo Scuola, quindi e-democracy e scuola, e-democracy e formazione e educazione. Che cosa ne pensa? Veramente si può iniziare a scuola ad educare alla partecipazione attiva dei cittadini? Sì, assolutamente sì. Io penso che la partecipazione dei cittadini dovrebbe cominciare dalle scuole elementari, dalle scuole primarie. E questo può avvenire anche attraverso degli strumenti informatici come e-democracy. Pensiamo per esempio cosa potrebbe voler significare per una classe seguire un'ora di diretta del Consiglio regionale, almeno capirebbero che lavoro facciamo. Capirebbero qualcosa dell'educazione civica che in realtà oggi è una cosa che insomma non viene più insegnata come una volta, quindi anche solo la Costituzione o come, sì, come è organizzata una seduta del Consiglio o di che cosa si occupa il Consiglio, che spesso viene confuso con la giunta regionale ad esempio. Andrea, tu hai un sito personale, ti do del tu perché sei giovane quindi, e hai un blog che ho visitato ieri, ho curiosato un po', quindi tu per primo utilizzi l'e-democracy. Raccontaci la tua esperienza. La mia esperienza nasce nel 2005, io ho fatto una scelta, quando sono stato candidato in Consiglio regionale e poi eletto, la prima domanda che mi sono posto era come potevo ottenere il contatto con una parte importante del mio elettorato o di cittadini che volevano essere informati sulla mia attività istituzionale. E io ho scelto 3 strumenti, ho scelto un sito di tipo istituzionale, ho scelto un blog che è una sorta di diario dove racconto anche cose mie che appartengono al privato della mia vita, al personale, e ho scelto una newsletter che oggi arriva a circa 8.000 persone che racconta l'attività del Consiglio. E ultimamente mi sono convertito anche a Facebook, nel senso che anche l'aggiornamento. Social network che ormai imperversa dappertutto. Che è un social network e questo consente con un investimento tutto sommato limitato di tempo, qualche ora alla settimana, di poter dare la possibilità a chi mi segue o chi mi vuole seguire di sapere praticamente quasi tutto di quello che faccio io. Ti faccio un'ultima domanda sul digital divide. Se ne parla molto oggi e soprattutto della differenza tra la cosiddetta generazione dei nativi digitali e invece delle persone che in realtà dovrebbero rappresentare i formatori, gli insegnanti, le persone adulte che per prime non sono formate sull'informatica, sui temi digitali. E
Però in realtà il digital divide è innanzitutto un problema di mancanza di mezzi per il 39% della popolazione italiana, almeno secondo un articolo del Corriere di 2 giorni fa. Quindi non è solo mancanza di competenza, ma anche, forse si parla proprio di banda larga, è un problema tecnologico. Qual è il suo parere? Ma c'è sicuramente un problema di tipo tecnologico, nel senso che anche in Veneto ci sono alcuni comuni che non hanno ancora la possibilità di avere la DSL, quindi l'utilizzo di internet è molto lento, alla fine ti scoraggia. Oggi abbiamo bisogno di avere un'accessibilità molto veloce e più è veloce più abbiamo l'esigenza di velocità e questo quindi è un problema tecnico. C'è un'altra questione che secondo me comunque la digitalizzazione non può riguardare tutta la popolazione, nel senso che la popolazione anziana ha ancora bisogno del contatto e della relazione personale, ancora del pezzo di carta e credo che su questo noi dobbiamo avere anche un po' di Un occhio di riguardo. sì, un occhio di riguardo, anche perché si rischia di formare un gap di accessibilità alle informazioni enorme. Si rischia che gli anziani non possano essere informati su, ad esempio, i temi della pubblica amministrazione se essi vengono pubblicati solo online, giustamente. Sì, beh, ci sono degli anziani che per esempio non utilizzano il bancomat o la carta di credito, che sono degli strumenti che sono insomma, tradizionalmente in utilizzo a tutti quanti, quindi pensiamo se questi anziani possono utilizzare internet, i social network oppure accedere alle delibere e alle informazioni attraverso internet. Credo che bisogna tenere ancora i due piani insieme, il cartaceo con il digitale. Quindi, per concludere, i democracy, sì, democrazia, ma regolamentata, con un occhio di riguardo alla parte della popolazione che, appunto, come hai appena detto, non può accedere a questo tipo di informazioni. Corretto? Sì, è corretto, è questo, cioè, io penso che le istituzioni debbano porsi primariamente il problema di come mantenere un contatto, un rapporto con i cittadini. È una questione di fiducia, è una questione con tutti i mezzi, è una questione di fiducia e anche una questione di diritti delle persone. Questo oggi in parte si riesce a supplire in modo efficace attraverso il digitale, attraverso internet, attraverso la rete, un'altra parte invece deve essere affidata al contatto personale. È per questo che in Veneto noi siamo contenti di avere delle brave persone che lavorano per i nostri enti pubblici e per la nostra regione e che ogni giorno faticosamente rappresentano l'istituzione per cui lavorano. Grazie Andrea, sei stato veramente gentile a venirci a trovare e buon lavoro.